Amici bellini, com'è difficile fare sto video. Mi perdonerete il ritardo, ma non riuscivo a cominciare, non riuscivo a premere recordi perché è l'ultima analisi tattica, gli ultimi screenshot. Però abbiamo dei numeri belli da far vedere. Cominciamo. È l'ultima di questa stagione, noi mica ci fermiamo. Finito uno Spalletti se ne fa un altro, non lo so se se ne farà un altro proprio uguale, però noi speriamo sempre in meglio. Oto Perrina, benvenuta a tutti i nuovi iscritti, a quelli vecchi iscritti, bentornati, insomma, a quelli che lasciano i like belli dappertutto. Questa è un'immagine particolare, io ho scelto lei, ho scelto questa immagine che tra quelle insomma che mi hanno colpito di più della festa della premiazione, perché questo è il momento in cui Mario Rui, lo speaker Decibel Bellini, sta dicendo con il numero 68 Stanislav, e lui in questo momento dice Lobo, cioè da tifoso proprio, veramente Mario Rui, uno di noi, che grida insieme allo stadio il nome di Lobotka. È qualcosa di... è una delle immagini che mi ha emozionato di più. Che vi devo dire, io sono sensibile a immagini strane. Andiamo a vedere con un Ambrabam tattico, abbiamo tante cose di cui parlare, la formazione di ieri, abbiamo le pagelle, prima però gli screenshot. Non c'è molto da far vedere, anzi questa è la cosa più bella di ieri, ma torno un attimo alla situazione così, perché per completezza non credo di ieri di averli fatti vedere. Il Napoli chiude bene con XG logici che vanno nella media insomma degli XG del Napoli, 1,92. ovviamente ricordiamo che l'XG diventa alto quando c'è un rigore. La Sampdoria qualcosina ce l'aveva pure creata, perché Quagliarella, vedete quel pallino giallo più grande e quel colpo di testa di Quagliarella, però il Napoli legittima creando poche occasioni belle chiare, belle limpide. Per esempio il gol di Simeone era meno di altre situazioni che sono state ribattute. Ma con gli screenshot andiamo a vedere queste poche cose. Questa è la cosa secondo me più bella, questa è una vittoria mia personale perché non ne aveva parlato nessuno ed era un mio cruccio, un mio sfizio. Tutte le squadre più importanti di Serie A hanno il logo bello sulla bandierina e il Napoli no, e il Napoli finalmente non lo so se mi ha ascoltato, se è venuto a qualcuno l'idea, non lo possiamo mai sapere, però io sono contento di averlo detto e di vedere il miglioramento, no? Uno bambini, di vedere le cose, che il Napoli che cresce, le cose che... Questo non sposta punti il logo, però sai, l'ho spiegato più volte, è comunque imporre il proprio brand, perché poi è bellissimo e quindi le cose belle vanno fatte vedere. Questa è l'occasione che arriva a Quagliarella. Forse la difesa non era schierata benissimo, qua vediamo Mario Rui è qui. Dopodiché hanno accorciato Lobotka, Anghissà, e credo questo fosse Elmas a dare una mano. Zielinski è qui dove deve stare, però qua succede il solito, vedete che Di Lorenzo per dare una mano poi a Rachmani lascia poi lui, che credo fosse Augello, libero, e se il cross fosse poi arrivato sul secondissimo palo sarebbe stato... Comunque Di Lorenzo qua se lo perde a Quagliarella e anche Rachmani. La palla di Gabbiadini è ottima e qua si grazia Quagliarella, bisogna dirlo, insomma, non benissimo in questo caso la difesa. Primo tempo che ha lasciato un pochino di il tempo che ha trovato, perché il Napoli aveva grande possesso palla, passaggi in continuazione, ci sono stati anche gli scambi di posizione, Elmas, Cavara, che venivano da tutte le parti del campo, Anghissà a tutto campo, però un po' a ritmi più bassi, e quindi non siamo riusciti a essere pericolosissimi, si può dire, e lo diciamo anche per il prossimo allenatore. Ritmi alti, amico, ritmi alti, altrimenti il Napoli si ammoscia. E qua mi piace sottolineare, questo è il momento che porterà al rigore su Osimhen. Un giocatore che viene spesso considerato non importante, che sparisce, non fa niente.
io forse su di lui ho il debole, ne abbiamo parlato spesso, mi si dice che ho il debole su Elmas, no, secondo me Elmas è performante, forse su di lui, su Piotr Zielinski ho il debole, perché il modo in cui accarezza il pallone è una gioia da vedere, anche se l'azione non si sviluppa, anche fino a se stessa, proprio al di là del risultato, veramente la gioia di vedere Zielinski, i movimenti, le finte, il tocco del pallone, il modo in cui è ambidestro mi dà gioia, e la gioia del calcio è anche questa, e qua gli diamo anche atto dell'assist del filtrante che poi porterà al rigore per Osimhen. Bravo Zielu, posso dire bravo Zielu? Non si sa se viene confermato l'anno prossimo, io lo terrei magari non titolare inamovibile se arriva qualcuno così, ma in questa squadra ha dimostrato ancora di esserlo. Il rigore di Osi è perfetto, guardate com'è strano il modo in cui mette il corpo però allarga bene, apre il piattone, la palla finisce imparabile nell'angolino, fa anche un bel salto, il portiere ci stava quasi arrivando, se l'avesse fatto un po' più lento oppure un pochino meno angolato il portiere ci sarebbe arrivato. Questo è un rigore perfetto, con grande freddezza, quando apri sei anche più sicuro di te. Abbiamo il problema dei rigori, chissà, perché poi non sappiamo se si resta, vediamo. Lui ha detto decide il presidente, è stato molto onesto, merita di aver vinto la classifica dei cannonieri e merita tutto il nostro affetto a prescindere. Bella azione che porta a un tiro, il secondo tiro di Gaetano. Qui vediamo che Anghissà trova il filtrante per Gaetano, che poi scambierà di prima con Osi. Come l'ho fatto male di prima con Osi, così brutto trovare un sistema. La scambia di prima con Osi, che di tacco gliela ridà, e poi Gaetano andrà al tiro. Bella parata del portiere, peccato per Gaetano, speriamo non sia niente di grave, un po' di vacanza va benissimo, poi recuperi e ti rialleni, perché dobbiamo decidere cosa fare di questo ragazzo. Il talento ce l'ha, Spalletti ne ha parlato spesso. Ovviamente Lobotka, chissà, Zielinski è difficile metterlo in campo, lo capiamo tutti. Chissà se l'anno prossimo, se qualcuno entra in parabola discendente, per esempio Zielinski, può salire il minutaggio di Gaetano come è salito negli anni il minutaggio di Elmas, quindi uno potrebbe avere un talentino in casa da far crescere sicuramente. E in ultimo, questo è il momento del tiro, qua è il momento in cui è già cominciato ad esultare, perché sul tiro di Simeone, quando ti carichi così bene, c'hai quello spazio necessario tra te e gli avversari, quindi puoi fare esplodere il tiro è una bomba che finisce nell'angolo alto, imprendibile, pallone quasi fermo, non prende nessun giro, è proprio forte, il tiro forte che ti riesce bene alla PlayStation, boom, è una cosa bellissima. Esulta anche poco Simeone, qui torna il discorso di cui si parlava poco prima, il discorso di poco prima, però perché nella sua mente aveva già probabilmente di andare a raccogliere la maglietta con il 10 e dedicare il gol a Diego. È un gol bellissimo, e anche su questo ragazzo va fatta una riflessione, perché se poi perdi Osi, pensare a un Simeone titolarissimo, non lo so se il Napoli ha questo coraggio, se il prossimo allenatore avrà questa idea. Simeone è un attaccante che con i numeri, con la media gol che ha rispetto al minutaggio che ha avuto, è un attaccante straordinario, e adesso vediamo anche con altri numeri che se poi diventa centrale nel progetto, un progetto, una colonna, un buttino, una colonna, un buttino, potrebbe anche darti soddisfazione. Però il Napoli è una squadra titolare dello scudetto, fai con Simeone in attacco, non lo so. Insomma, prima di arrivare alle pagelle, che sono le ultime e poi ci porteranno a una media generale delle mie pagelle, quindi possiamo fare il pagellone veramente in questi giorni che verranno, dove ci saranno meno notizie. Il campionato non è finito perché ci sta lo spareggio e ce lo guarderemo per sfizio, poi ci sta la finale di Champions, insomma ci sarà ancora da parlare di calcio prima di tuffarci nei 20 nomi che dice De Laurentiis degli allenatori. È sfizioso vedere questo, mi giravano gli amici abbonati, insomma le statistiche che poi Kickest ci porta, e c'è tanto Napoli. Quando non vedete Napoli, perché sono le statistiche negative, cioè le ammonizioni, le espulsioni, i falli commessi, qui il Napoli non si vede proprio. Di Lorenzo superato da Baschirotto, mica male nei numeri, nei minuti giocati, e qua è il generale, cioè i giocatori più importanti che sono più decisivi secondo le statistiche di Kickest, che fanno tutto un punteggio e un minutaggio, vi siete
iscritti al canale Telegram, perché sennò come si fa? E vedete, c'è Osimhen primo, dopodiché c'è Kvara, poi c'è Danilo, poi c'è Kim, poi c'è Di Lorenzo, cioè tutta, ragazzi, è tutta roba nostra, è tutta roba nostra. Se poi vai a vedere anche qui, peccato per il clean sheet, però Meret è secondo in classifica, in questa classifica. Zielinski c'è tra gli assist, dopo i tiri in porta c'è Kvara, le big chance mancate ovviamente Osimhen perché crea tanto ed è giusto, e anche Kvara che crea big chance create subito dopo Leao. Qua è sfizioso secondo me vedere un confronto veloce con l'anno scorso, perché voi dite ma allora il Napoli, però no, l'anno scorso non ci eravamo neanche vicini a tutto questo. Come vedete si fa fatica a trovare il Napoli l'anno scorso, Immobile, Vlahovic, Lautaro, Abraham, Simeone come gol fatti, assist abbiamo Berardi, Barella, Çalhanoğlu, Milinkovic, Alberto, dribbling riusciti, senza Kvara non funziona, non si arriva a questo. C'è Ospina come clean sheet, come quarto in classifica, tiri totali non ci siamo, tiri in porta non ci siamo, chance mancate non c'era, chance create non c'eravamo, insomma solo il Kickers, cioè come grande stagione, Di Lorenzo sempre arrivava, e anche Koulibaly. Quindi questa è la grande differenza, insomma, che poi fa il Napoli, e possiamo vedere, è tutto azzurro, è tutto bellissimo. Possiamo vedere anche una cosa interessante grazie a Peppino Di Palma che raccoglie un po' di dati sull'idea, questa si chiama l'andamento gentile, perché sull'idea di Guido Gentile di analizzare poi il confronto tra i punti dell'andata e i punti del ritorno. Vedete che il Napoli alla fine è a meno 10, perché all'andata fa 50 punti, era impossibile ripetersi, fa 40 punti, e vedete la media punti che si abbassa un pochino da 2,6 dell'andata a 2,1 del ritorno. Contemporaneamente dobbiamo segnalare che l'Inter, la media punti si abbassa anche a loro, si abbassa la media punti del Milan da 2 a 1,7, si abbassa la media punti dell'Atalanta, si abbassa la media punti della Juventus, resta uguale solo quella della Lazio, si abbassa anche quella della Roma. Quindi è chiaro, il Napoli deve stare attento, perché questo trend non se lo deve portare all'anno scorso, ma anche le altre squadre non se lo devono portare, altrimenti vinciamo anche l'anno prossimo. È chiaro, sono tutti discorsi difficili da fare senza sapere quale sarà la squadra e quale sarà l'allenatore, però questo è un dato importante, perché noi ci siamo un pochino lamentati e preoccupati, ma il Napoli è venuto meno. Il Napoli non è venuto meno, il Napoli semplicemente non ha avuto un avversario. Se ci fosse stato un avversario avremmo probabilmente fatto anche molti più punti, perché ci sarebbe stato almeno un po' di fiato sul collo, dice lasciamoceli dietro, come è successo per tutto il girone d'andata e per l'inizio del girone di ritorno. Abbiamo fatto tutti i punti per mantenere, anzi per aumentare quel distacco. Se ci fosse stato un avversario, ma non lo vedo un avversario, non l'ho proprio visto. E contemporaneamente un altro recap che ci porta Guido, e che per colpa mia non vi ho potuto far analizzare in live perché avevo il che fare. Questo è il rendimento dei vari campionati a partire dal 2008-2009 fino ad arrivare ad oggi, e quindi spiccano i numeri delle vittorie totali fatte, cioè Spalletti che raggiunge Sarri con 28 vittorie, il numero minimo di pareggi lo ottiene Gattuso con 5 pareggi, il numero minimo di sconfitte lo ottenne Sarri nel 2017-2018 quando fece i 91 punti, però quelli non bastano per vincere. 90 punti di Spalletti ci portano al primo posto, e questi sono dati interessanti. È sfizioso vedere come il Napoli fa settimo, quinto, terzo e primo posto, dopo il primo posto che ci sta a doversi confermare al primo posto. E questo è quanto, speriamo di poterlo fare, perché sarebbe un sogno oltre il sogno. Allora arriviamo alle pagelle. Io voglio dare 7 a Meret. Fa parate, ragazzi, fa parate, che è chiaro, quell'occasione di Quagliarella se la mangia Quagliarella, però poi si fa trovare pronto su inserimenti di Zanoli, sul tiro del giovane, come si chiamava il giovane? Malagrida che entra, è un bel impatto. Insomma, io me le sono segnate tutte le cose di Meret. E i rumori, è difficile fare questo. Già era difficile, che non lo volevo fare questo video finale, poi si mettono pure i rumori. Insomma, 2 parate di Meret anche nel finale, quindi per me si prende un 7 come voto finale. Do 6 a Di Lorenzo, 6 a Rrahmani, 6 a Ostigard, 6 a Mario Rui, per motivi diversi.
Di Lorenzo presente, Rachmani si perdono un pochino Quagliarella in quell'unica occasione, però niente di che. Ostigard arriva a colpire tanti palloni di testa, però quello che è mancato nella difesa è un pochino più di velocità e di iniziativa in attacco. Quando la Sampdoria decide di non fare nulla e di aspettarti tutta nell'area di rigore, ecco che devono avanzare e devono darti migliori soluzioni i difensori. Rachmani ci ha provato qualche volta, Mario Rui è bello averlo riavuto, forse Mario Rui tendo a volergli dare un 6+6,5, perché ho visto Kvara un pochino più contento di avere il partner che gli dà una soluzione, si fa vedere e possono scambiare. Però mi mantengo sul 6, anche perché veramente la Sampdoria 24 gol in campionato, la Sampdoria 26 solo Osimhen la dice tutta. Do 6 anche a Lobotka. Non una partita brillantissima, ma non c'era nemmeno bisogno di farlo. Voglio dare 6,5 però ad Anghissà, che arriva anche al tiro, e do 6,5 a Zielinski per quell'assist per il rigore di Osimhen. Secondo me se li meritano. 6,5 anche a Kvara. Non segna, però fa tante piccole cose, l'ho visto anche rincorrere tanto agli avversari, come ha rincorso anche Elmas, però non ho visto grandi cose in attacco. C'ha il debole per Elmas, 6 ad Elmas. Do 7 ad Osimhen, che segna un grandissimo rigore. E poi per i subentrati voglio dare 6,5 a Gaetano, che ha avuto tante occasioni, e facciamolo in bocca al lupo. Dopodiché quando uscirà, e lo facciamo uscire dal campo, resta questo centrocampo a 2 con Anghissà e Demme, sfizioso. Ovviamente danno una mano Raspadori, Kvara, e poi entra Simeone, al quale do un altro 7. Gioca pochissimo e segna sempre sto ragazzo, veramente merita tutto l'amore possibile da parte dei tifosi e la considerazione almeno da parte del prossimo allenatore. Se non succede niente, ci sarebbero probabilmente altre cose, altri numeri da sviscerare, però probabilmente ve li hanno fatti vedere già, è inutile che mi ripeta. Le parole di Spalletti nell'ultima conferenza sono state le stesse che abbiamo visto, è la conferenza che ha fatto pre-partita, che è quella importante, che abbiamo un po' analizzato in live. Se vi siete persi la live è un peccato, perché è nella live che dico tutto quello che Spalletti dalla musichetta ai ringraziamenti, ha nell'aria il fatto dell'abbraccio, il pattino, le domande inutili, no? Che Spalletti sa che fanno domande inutili e lui si prepara già delle risposte e ci arriva a quello che vuole dire. Le vie di mezzo tattiche, cioè dare un po' di libertà a questi giocatori, non essere troppo integralisti. Le ansie, questa non l'avevo detta nemmeno in live, c'ho l'ansia tra questi due, chissà che ho detto, si riferisce a Lombardo e Valdari. Questa resterà, Spalletti, Gattuso, resterà sempre una cosa indissolubile. Chi spende tutto quello che ha è perché ama quello che fa. Il coraggio non viene in conferenza, cioè quelli che lo accusano di avere poco coraggio non si presenta in conferenza e quindi non si confronta con lui. Io ne ho da vendere di coraggio, dice Spalletti. Kvara, il presidente era perplesso e dà soddisfazione alla giornalista georgiana, e sulla Coppa Italia ADL gli ha detto che non gliene fregava niente. E queste sono tutte cose che ce le dobbiamo ricordare per il futuro, quando poi le cose non vanno benissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io spero con tutto il mio cuore che arriverà un allenatore esperto, perché questa squadra merita un allenatore all'altezza. La squadra è forte, la squadra è giovane e può ancora migliorare. Ci sono ancora dei punti, come avete visto dai numeri, dove si può migliorare, si possono fare più gol, subire meno gol. Secondo me è difficile, abbiamo subito pochissimi gol, però ci sono ancora cose su cui si può migliorare, quindi sfide che allenatori coraggiosi possono accettare. Dai, non è solo la fine di un piccolo capitolo, ma il Napoli è un libro infinito, la storia infinita. Ve lo ricordate la storia infinita? Come si chiamava il cane con le orecchie? Come si chiamava? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.